20 tunisini a bordo di una piccola imbarcazione sono giunti al porto di Porto Empedocle. Ad avvistare il natante a circa 8 miglia dalla costa agrigentina, a scortarlo fino alla banchina di Porto Empedocle, è stata una motovedetta della Guardia di Finanza. Sul posto per occuparsi dell'ordine pubblico i poliziotti della questura di Agrigento. I migranti adesso verranno trasferiti in una struttura d'accoglienza. E a Lampedusa la Polizia di Stato, con il diretto coordinamento del Procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha tratto in arresto 6 cittadini tunisini giunti sull'isola in violazione della vigente normativa in materia di immigrazione, anche alla luce del decreto sicurezza bis. L'indagine Lampa, avviata subito dopo lo sbarco dei migranti, ha consentito di accertare che 2 erano rientrati nel territorio nazionale prima dei previsti 3 anni dal loro rimpatrio, in quanto già destinatari di un decreto di espulsione. Altri 4 invece sono risultati già destinatari di un provvedimento di respingimento. I 6 sono stati così arrestati in base alle ultime modifiche normative contenute nel decreto sicurezza bis, che estendono i casi di arresto anche ai respingimenti e non soltanto alle espulsioni. Grazie alle indagini della polizia è emerso che uno degli odierni arrestati è stato rimpatriato all'inizio del mese di agosto. Malgrado ciò, pochi giorni dopo aver raggiunto il suo paese, si era posto nuovamente a bordo di un'imbarcazione per dirigersi ancora una volta verso le coste lampedusane.